Allora riprendiamo. Saluto coloro che sono collegati in streaming. Siamo in diretta all'Innovation Campus di Microsoft qui a Peschiera Borromeo. Saluto anche i nostri ospiti che sono qui con noi. Adesso riprendiamo fino alle 13. Riprendiamo con Giorgio Sardo, quindi Giorgio ci darà un approfondimento sui temi che ha sviluppato all'interno del keynote e ci farà vedere un pochettino più in dettaglio gli elementi di cui ha iniziato a parlarci. Quindi invito di nuovo sul palco Giorgio Sardo. Bentornato Giorgio. Grazie. Allora, adesso hai quasi un'ora, perché sono le 12:05 circa, e quasi un'ora per raccontarci un pochettino più in dettaglio quello di cui ci parlavi prima. Per cui ti lascio... Un'ora di tempo per insegnare a queste persone e alle persone che ci stanno seguendo online a costruire un'applicazione in Windows 8. Beh, dai, è una sfida che secondo me si può vincere. Bastano 5 minuti. Ok, beh, allora... E il resto del tempo continuo a giocare ai flipper di prima. Esatto, a raccontare barzellette. A dopo. Grazie Marco. Allora, bentornati a chi ci segue online. Sono felice di vedere che lo streaming adesso siamo in diretta appunto streaming con centinaia, migliaia di utenti online. Questa mattina abbiamo visto più diciamo, la parte consumer, abbiamo parlato dell'esperienza di Windows 8, abbiamo parlato dell'accesso a vari tipi di device, abbiamo parlato di una nuova interfaccia grafica con Metro, abbiamo parlato di come è connesso alla cloud, abbiamo parlato dell'esperienza touch friendly, quindi non è solo più mouse e tastiera, ma è anche touchscreen. E stavo guardando alcuni dei commenti su Twitter, mi hanno chiesto: ma possiamo comprare la tua macchina? Che macchina stai utilizzando? E vi dirò, questo è un portatile, uno dei tanti portatili, ne avete visti altri nella sala Longorn. Questo è un Lenovo X220T. Non voglio fare nessuna promozione in particolare per questa macchina. Io mi trovo bene, ma voglio essere onesto. Ecco la domanda è: che macchina posso usare per installare Windows 8? Avete due opzioni, okay? Sono veramente onesto e non sto cercando di vendere nessun portatile in particolare, attenzione. Opzione 1, potete usare la macchina che avete oggi. Quindi avete un computer, avete un laptop, avete un desktop, fantastico, Windows 8 funziona benissimo. Vi chiederete: come faccio a emulare, a far funzionare il touch se non ho un touchscreen? Lorenzo ve l'ha mostrato, lo rivedrete successivamente. Il simulator vi dà accesso al touchscreen, quindi potete usare il simulator da Visual Studio, vi dà accesso alla simulazione del touch sulle applicazioni, siete tutti contenti. L'opzione 2 è andare dai vostri capi e chiedere di comprare una nuova macchina, no? Alla fine sono queste due le opzioni. Io su questo laptop mi trovo benissimo. Ci sono tantissimi ultrabook nuovi di nuova generazione, ci sono dei Samsung Nike che avete visto con Roberto e Francesco prima, ci sono tantissime nuovi portatili. E quando si parla di touch, stavo parlando ieri con uno di voi, nel futuro, e nel futuro intendo nei prossimi 2-3 anni, ci aspettiamo che qualunque monitor diventi touchscreen. Sia di piccole dimensioni come quelle che vedete qui, sia di dimensioni come questo monitor che ho dietro di me. Per farvi un altro esempio, senza fare nomi, ho incontrato un partner che ha una soluzione video di questa dimensione con un touchscreen tipo di 80 points, potete mettere 80 fingers diversi su quel touchscreen e funziona benissimo. Ok. Ora abbiamo parlato di Windows 8, vediamo un pochino la storia per developers, vediamo un pochino che cosa significa sviluppare Windows 8 e qual è la piattaforma dietro Windows 8. E se c'è una slide che mi interessa mostrarvi è quella che sta per arrivare. Abbiamo fatto una serie di investimenti con Windows 8. Prima di tutto l'investimento principale, quello alla base di tutto, è il nuovo sistema operativo, il nuovo kernel, il nuovo OS layer, ricostruito per permettere a applicazioni Metro di accedere al livello kernel senza framework, senza livelli intermediari. La vostra applicazione gira on top of the kernel. È fast and fluid, è veloce e può beneficiare di tutti gli investimenti che abbiamo fatto per la performance e anche per la durata della batteria. Dal punto di vista tecnico, questa è la slide che dovete ricordare oggi. Dimenticatevi tutte le altre slide che vi abbiamo mostrato prima, vero Marco? Tutte le slide che vedete nel corso del pomeriggio, c'è solo questa slide che dovete ricordarvi. Sono serio. Quindi fate fotografie, fate quello che volete. Non ve l'ho ancora mostrata tutta, però
Alla base c'è Windows 8, alla base c'è il kernel di Windows 8. Sulla destra vedete quelle che chiamiamo desktop applications. E desktop application non sono nient'altro che le applicazioni che avete scritto che sono state sviluppate nel passato. Applicazioni desktop, quindi applicazioni per il browser, che funzionano su Internet Explorer, piuttosto che applicazioni WPF, Silverlight, C++, o applicazioni sviluppate con il .NET Framework, Windows Form Applications. Quindi tutto quello che prima era sviluppato per Windows 7 continua a funzionare esattamente nello stesso modo in Windows 8 e le chiamiamo Desktop Applications. Sull'altra parte di questa slide vedete la novità, le Metro Style Apps. Metro Style Application sono quelle che vi ho mostrato questa mattina, no? Applicazioni che lanciate a schermo intero, che sono fast and fluid, che danno prominenza ai contenuti piuttosto che alla UI e che sono appunto collegate e connesse al sistema operativo. Alla base delle Metro Application c'è quello che chiamiamo WinRT, Windows Runtime. Windows Runtime è una serie di API che vi danno accesso all'hardware. E ne vedremo un paio oggi. E sulla base di questo layer ci sono tre diverse, le chiamiamo projections, proiezioni. Ci piace inventarci questi nomi strani. Una proiezione non è nient'altro che un modo per voi per accedere a quelle API. Quindi il Windows Runtime è lo stesso per tutti, ma voi potete usare uno di questi tre linguaggi per costruire le vostre applicazioni Metro. Quindi potete usare HTML e JavaScript, piuttosto che C# e MVBNet con XAML, oppure, se volete, C++ e XAML, o C++ e DirectX. Tutto lì. È così semplice. Questa è la nuova piattaforma Metro. È importante sottolineare questo aspetto. Non è importante se voi usate C++ piuttosto che JavaScript, piuttosto che C#. Il Windows Runtime, le API, la performance, sono le stesse per tutte le proiezioni. Quindi non è più come una volta che per accedere al low level kernel serve C++. Vedrete come da JavaScript potete accedere alle API proprio a basso livello e avere sempre la stessa performance che avevate prima. Piuttosto che se avete fatto un investimento nel passato con .NET, vedrete che portare quell'investimento, come abbiamo parlato stamattina con Francesco, su questo nuovo modello è veramente lineare ed è facile. Quindi vediamo un attimino più nel dettaglio che cos'è il Windows Runtime. Vedrete l'abbreviazione nelle prossime slide è WinRT. WinRT sta per Windows Runtime. Alla base ci sono le fondamenta, no? Le fondamenta sono cose tipo communication layer, il networking, la crittografia, quindi proprio le basi di uno stack di sviluppo. Poi c'è un modulo media, e media è quello che vi dà accesso a contenuti audio-video, piuttosto che streaming, quindi potete dalla mia portatile, per esempio, potrei lanciare un video in streaming sul proiettore collegandomi col wifi o con altre reti di autodiscovery, usando il Play to Contract. Poi abbiamo tutta una parte riguardo i device, quindi abbiamo detto il Windows 8 gira su una grande varietà di device e tutti questi device porteranno nuovi componenti hardware, vuoi che sia un GPS, piuttosto che un lettore NFC, sapete, Near Field Communication, piuttosto che Bluetooth o la camera, un accelerometro, un inclinometro. Abbiamo supporto per tantissimi device all'interno di Windows 8, già da ora nella Consumer Preview. E poi c'è tutta quella parte relativa al networking, quindi il networking stack. Collegarsi con web service, con la cloud, fare roaming di informazioni attraverso Azure piuttosto che altri provider, ricevere data streaming JSON, XAML con modelli di sicurezza, di WebSockets. Quindi vi diamo a disposizione un ricco portfolio di API per il networking. E ovviamente l'ultimo strato in alto è quello della UI. No, quindi tutta la parte grafica che vi dà accesso sia alla vostra applicazione piuttosto che alle feature che abbiamo visto questa mattina, tipo lo share, lo search contract o l'app bar. Tutti questi elementi fanno parte del Windows Runtime. Ora, ho parlato abbastanza, andiamo a vedere una di queste slide, di queste demo. Creiamo un progetto e quanti di voi in questa stanza sviluppano in C++? Ok, ce ne sono alcuni. Questa è l'unica demo che faremo oggi in C++, però ho voluto includerla nell'agenda e vedremo anche altri linguaggi.
cercherò di darvi un overview di tutti i linguaggi. Ripeto, quello che faccio in C++ potete tranquillamente farlo con un altro linguaggio. Partirò con Visual Studio, e questo è il nuovo Visual Studio di cui Lorenzo ha parlato precedentemente. Seleziono Visual C++, una blank application, e creo un template vuoto di C++. Visual Studio crea la pagina per me. Andiamo in particolare nella pagina dell'applicazione principale. Vi ricordate, vi ho detto, l'interfaccia grafica di C++ adesso è in XAML. Quindi per un C++ developer è molto più facile adesso disegnare interfacce grafiche con tutti i tool a vostra disposizione. E quindi all'interno della mia pagina, io sono un proficient C++ developer, come capirete, includo un button con un contenuto click me e con un evento click, general event handler. Notate l'IntelliSense, quindi Visual Studio mi dà l'IntelliSense anche se si tratta di una C++ application. Navigo in particolare all'evento di quel pulsante e ho a mia disposizione adesso il codice in .NET. Quindi creo una nuova variabile, ref new, e inizio a usare i namespace. Questo namespace window in particolare è il namespace di WinRT, quindi tutte le API date dal Windows Runtime sono disponibili sotto il namespace Windows. In particolare dentro Windows, andrò dentro la UI, dentro il pop-ups, e selezionerò una nuova classe di message dialog e dirò ciao Italy. Prendo il mio dialog e per referenza mostro, lo mostro, quindi show async. Okay? 2 righe di codice, lancio il debugger. Sì, voglio compilare tutta la mia applicazione. Adesso Visual Studio sta creando l'applicazione, la sta deployando sulla mia macchina. Sta facendo complessissime operazioni di cui non sono a conoscenza. Ho il mio pulsante, lo clicco e ho il mio dialog box. Non è bello? Ora, se non siete C++ developer, vi aiuto. Fare questa applicazione qui in passato con C++ richiedeva un po' più di lavoro per gestirsi tutti la UI, eccetera, eccetera. Quindi anche sviluppare in C++ all'interno di Metro è diventato molto più semplice. Se fate un'applicazione così, tornando al concetto di prima di Marco, questa non è un'applicazione di qualità, giusto per darvi un esempio. Però volevo darvi un'idea di quanto sia veloce e accessibile sviluppare anche con un linguaggio complesso applicazioni in Metro. E siccome il linguaggio di C++ e di C è lo stesso del passato, eventualmente se avete già dei moduli, delle librerie, potete portarle all'interno di Metro. Per esempio, alcune delle applicazioni nello store quest'oggi usano già dei database, per esempio, che erano delle librerie C++ costruite in precedenza per altre piattaforme, sono state ricompilate come librerie Metro e sono adesso parte delle applicazioni nello store. Ok, abbiamo visto un semplice progetto con C++. Per farvi vedere un po' del behind the scenes, se vado dentro, per esempio, i common e mi sposto sul standard styles, vedete che come parte del progetto diamo a disposizione un foglio di stili. Questo è un foglio di stili per l'interfaccia XAML, che per esempio si occupa di renderizzare correttamente quel message dialog che avete visto prima. Ok, adesso abbiamo visto un veloce recap. Abbiamo visto come si fa ad accedere alle API di WinRT. Sono native, quindi non è necessario aggiungere reference, eccetera, eccetera. Sono il sistema operativo, WinRT è il sistema operativo. Abbiamo visto quanto sia facile usarle appunto da C++, così come l'interfaccia grafica. E abbiamo anche parlato appunto della portabilità del codice C++ da altre piattaforme. Proviamo a fare una cosa simile, questa volta in C#. Quindi, quanti di voi usano C# o .NET? Wow, ok, molti di voi usano C# in questa stanza. Creiamo un progetto in C#, vediamo un pochino che cosa cambia. New project, questa volta seleziono Visual C#, ho a disposizione una serie di template, scelgo sempre il template vuoto. E visto che sono una persona creativa, andrò dentro la mia blank page, dentro la mia griglia, e che cosa aggiungo questa volta?
un button. Quindi ho il mio button, il content sarà, stavo parlando in inglese, il contenuto sarà, prendi una foto, fai una foto, se vedete che parlo inglese interrompetemi, mi ricordo ancora un po' di italiano, spero. Aggiungo un evento per il click e ho il mio pulsante a disposizione. Aggiungo anche un'immagine, quindi aggiungo un'immagine, la chiamo image, do una dimensione standard di 800x600 e voilà. Quello che voglio fare è che quando vi faccio vedere l'interfaccia grafica, eccola qui, quando schiaccio il pulsante voglio aprire un'immagine del sistema operativo e mostrarla all'interno della mia finestra. Quindi navigo all'interno del mio button click e anche questa volta creo un nuovo dialog. var dialog equal new Windows pop-ups UI pop-ups message dialog. Notate che il namespace è esattamente lo stesso che avete visto prima. WinRT è esattamente lo stesso a prescindere dalla proiezione che state utilizzando. E chiedo questa volta, vuoi aprire un'immagine? Rendiamolo un pochino più complesso. E aggiungo per esempio dei pulsanti. Aggiungo un pulsante sì e un pulsante no al mio dialog. Quindi avrò un UI command, sì, no. Mostro il dialog box usando show async. Ora ecco una nuova interessante aggiunta al WinRT object. Tutte le API che fanno parte di WinRT, tutte, sono asincrone. Quando chiamate un'API che fa parte di WinRT, il risultato non è sincrono ma è asincrono, che significa chiamate l'API, fa del lavoro, quando è pronta vi dà un callback e vi richiama indietro e voi potete proseguire la vostra applicazione. In passato questo modello magari l'avete sicuramente visto nelle vostre applicazioni, a prescindere dal linguaggio, è un modello classico, no? E in passato normalmente il modo in cui lo si risolve è ti colleghi a un evento, ti colleghi a un callback e poi quando è pronto ricevi l'evento. Abbiamo semplificato, quindi .NET vi permette di semplificare questa azione. E in particolare, guardate come posso semplificarlo. Creo un nuovo variabile qui, la chiamo per esempio result, no? il risultato di quel dialog box, e uso la parola chiave await, che significa aspetta fin quando è finito. Quando è finito mi ritorna il risultato. No? E devo aggiungere, per rendere ovviamente il compiler a conoscenza di questo fatto, devo aggiungere anche la parola async all'interno della firma sul mio metodo. Quindi questo await è una parola chiave magica. In una riga di codice state dicendo, voi aprite un dialog box, non so ancora che cosa succederà, aspetta fin quando il risultato restituisci valore e prosegui avanti con il codice di quella funzione. È bellissimo, vi semplifica moltissimo le operazioni con metodi asincroni. E in particolare, per esempio, prendo questo risultato quando è pronto e controllo. Se sì, creo un nuovo picker. Un picker è un controllo che fa parte del Windows Runtime che vi permette di selezionare file dal sistema operativo. Il view mode, dico, mostrami il thumbnail di preview delle immagini, mostrami in particolare le immagini che sono nella tua libreria di foto, filtra solo per JPEG e fai vedere all'utente appunto un file picker. Di nuovo, questo è un risultato asincrono, quindi var file equal await, e questa volta la mia immagine ritornerà all'interno di quella variabile file. Se la variabile file non è nulla, creo in memoria un random access stream, creo un'immagine per la mia UI, gli setto particolarmente, qua ho la dimensione dell'immagine hardcoded, setto l'immagine come sorgente e vi ricordate la variabile che avevo creato prima, image source.image. Semplice, no? Adesso non entro nel dettaglio di tutte queste classi, però sono documentate, fanno parte di WinRT, troverete sulle MSDN nella documentazione. Lancio questo scenario, ho il mio bellissimo pulsante, fai una foto, il mio message dialog funziona, vuoi la foto? Sì, e questa volta mi fa vedere il file picker, in cui ho le mie foto, per esempio seleziono questa, open, e mi apre la foto all'interno della mia applicazione. Semplicissimo, no? Ora vi mostro un'altra cosa carina. Notate che ho creato il progetto da zero e non ho scritto nessun altro codice al di là di quello che avete visto di fronte a me, di fronte a voi.
Clicco di nuovo il pulsante, sì, voglio aprire una foto. Questo controllo qua è quello che prima avevo chiamato file picker, è un controllo del Windows Runtime. E notate qui, in alto c'è questo file con il menu a tendina in basso, no? Seleziono file e mi dà una serie di directory dove posso andare a cercare file. Ma più in basso mi dà anche una serie di applicazioni da cui posso prendere immagini. E io di nuovo non ho scritto nessun codice, siete testimoni, non ho scritto vai a prendere applicazioni dalla camera, dalla foto. Perché? Perché queste 4 applicazioni in particolare si sono autoregistrate dicendo, oltre a fare quello che faccio io come applicazione normalmente, do anche la possibilità di usarmi per dare delle immagini o per dare dei contenuti. Per cui, per esempio, posso andare dalla camera e dire all'applicazione camera, fai una foto. E fai la foto. Questa volta la prendo così com'è, faccio open e adesso ho la foto dentro la mia applicazione. Vedete che dal punto cosa mi pare? Piuttosto che usare qualsiasi delle altre applicazioni, per cui c'è un'applicazione di Photos che mi collegherebbe a Facebook o RenRen o SkyDrive, ci può essere la vostra applicazione qui, quindi se voi siete fornitori di contenuti dovreste essere in quel file picker. E iniziate a vedere com'è semplice e naturale lavorare con Windows 8. Windows Runtime vi mette a disposizione tutte queste funzionalità senza dover scrivere magari il codice che avete fatto in passato. Vi permettiamo di collegare applicazioni tra di loro, applicazioni alla cloud, applicazioni al sistema operativo. E siamo solo all'inizio, attenzione, ne vedrete ancora di più nel futuro. Questo è solo l'inizio, quindi immaginate gli scenari eventualmente possibili con questo modello. Ok, quindi che cosa abbiamo visto adesso con questa demo? Abbiamo visto che le API di Windows RT sono asincrone, quindi di nuovo sia in JavaScript che in C# che in C++ avete la possibilità di gestirle in modo asincrono. Sono native e vi danno accesso all'hardware in modo molto lineare e ultimamente sono facili da utilizzare, è molto facile utilizzare un'API piuttosto che un'altra. E allora a questo punto la domanda è, caspita, ho 3 opzioni da cui scegliere, 3 proiezioni, quale linguaggio scelgo? No? E la risposta è, boh, usate il linguaggio che preferite, con cui vi sentite a vostro agio. Se siete sviluppatori.NET vi consiglio di usare C# e XAML. Se siete sviluppatori web usate assolutamente HTML e JavaScript, lo vedremo poi in un secondo. Oppure, se preferite, fate mix di un linguaggio con l'altro. Per esempio, mettiamo che abbiate una libreria che fa un decoding in tempo reale di un flusso video col morphing o augmented reality. Potete sviluppare quella libreria in C++, compilarla come libreria Metro e riutilizzarla all'interno del vostro progetto C# o JavaScript. E questa è la bellezza, no? Sono proiezioni che usano lo stesso layer sotto, per cui potete fare tranquillamente mix and match di diverse librerie, perché tutto è basato su quel Windows metadata che poi viene usufruito dalle proiezioni. Ok, abbiamo parlato un attimo della parte tecnica della piattaforma. Che cosa succede dal punto di vista della user experience? Sarò molto breve su questo perché abbiamo una sessione oggi pomeriggio che entrerà più nel dettaglio con Roberto della user experience. Ci sono 8 punti importanti per la user experience di Metro. Abbiamo già parlato del concetto di fast and fluid, abbiamo parlato del content over UI, abbiamo parlato di come è possibile lanciare più applicazioni in parallelo, no? Quindi Lorenzo l'ha mostrato all'interno del simulatore e lo rivedremo di nuovo nel pomeriggio, la snap view, no? Avete applicazioni che girano una side by side con l'altra. Abbiamo parlato dei tile, quindi l'importanza di mostrare aggiornamenti agli utenti attraverso quei live tile nel desktop, così come la connessione sempre con la cloud. Tutti questi sono principi di user experience che sono stati studiati e nel pomeriggio vedrete più in dettaglio che cosa significa Metro per Windows 8, per applicazioni Windows 8. Ora parliamo un attimino del runtime di esecuzione delle applicazioni. Ovviamente abbiamo un nuovo modello di applicazioni, è chiaro, no? Il Windows Runtime è un modello nuovo, che significa che anche il modo in cui lanciamo applicazioni sarà eventualmente diverso da quello a cui siete stati abituati nel passato. E tutto sommato vedrete che ha delle similarità con quello di Windows Phone, per esempio, piuttosto che di altri dispositivi mobili. Perché? Perché quello è il trend, no? Il mobility del computer. Lanciate l'applicazione, avete la vostra Metro application running full screen.
Dopodiché l'applicazione viene sospesa. Supponiamo per esempio che torni indietro sul desktop. Dopo tipo 5 secondi che l'applicazione non è sul foreground, il sistema operativo si occupa di sospenderla e frizzarla. Vi faccio vedere poi dopo che cosa significa. Se poi con un Alt Tab, con lo switch che vi ho fatto vedere stamattina, ritornate alle applicazioni, molto velocemente la riportiamo in primo piano, la riportiamo in memoria e l'applicazione è già lì, non ha bisogno di ricaricare, eccetera, eccetera. È già pronta di fronte ai vostri occhi. Quando l'applicazione è sospesa invece, quindi supponiamo che avete lanciato stamattina l'applicazione di Cut the Rope e poi passate il resto del giorno a lavorare, nel momento in cui, che spero sia appunto lo scenario reale, no? Spero di non sbilanciarmi qui, supponiamo che comunque non tocchiate più quel gioco durante la giornata, nel momento in cui il sistema operativo si rende conto che ha bisogno di più risorse per lanciare altre applicazioni o per fare task di sistema, vi termina quell'applicazione nel background. Quindi se riusciamo la teniamo in memoria in modo che sia possibile riaprirla in qualsiasi momento. Nel momento in cui non ci sono più risorse e sappiamo che l'utente non ci tornerà più, abbiamo un algoritmo intelligente che la termina. Ogni applicazione ha un suo processo e il processo che vedete è quello appunto di questo box chiamato Process 1. All'interno di ogni processo ci sono due compartimenti. Un compartimento è quello locale, quello sicuro, quello dove, dove la vostra applicazione gira e che vi dà accesso al Windows Runtime, vi dà accesso alle API di basso sistema. L'altro compartimento, che è chiamato Web Context in questa slide, è diciamo una sandbox insicura. Insicura significa, diciamo per esempio che state scaricando dei contenuti dal web, da un web service o avete un JSON feed, state scaricando del codice dal web. Quel codice lo mettiamo in questo compartimento web e non gli diamo accesso al vostro sistema operativo, sarebbe troppo rischioso, no? Lo sandboxiamo in modo che voi possiate gestire tranquillamente i livelli di sicurezza locali piuttosto che i livelli di sicurezza con contenuti che arrivano dal web. È trasparente al developer l'uso di uno piuttosto che l'altro tipo di contenuti, però dal nostro punto di vista abbiamo l'intelligenza di capire che cosa di quali contenuti possiamo fidarci e di quali invece è meglio metterli in un'area ristretta. Ora, per farvi vedere tutto questo, una demo semplice, probabilmente il modo più semplice è il Task Manager. Quindi apro il Task Manager da qui. Vi faccio tra l'altro vedere un altro trucchetto, no? Questo qui è il desktop e vi chiederete dov'è il pulsante Start? Oh no, Microsoft se l'ha dimenticato. Ci siamo dimenticati il pulsante Start. No, se muovete con il mouse qui nel corner in basso vedete che c'è un grosso pulsante di Start. Un altro trucchetto, questo proprio per i power user, in questa stanza penso ce ne sia qualcuno. Se a questo punto fate right click, quindi tasto destro del mouse, vi diamo anche un accesso veloce a alcune che sono le funzionalità più comuni come power user, no? Per esempio quella che preferisco è command prompt come admin. Un click, boom, ho già una command prompt lanciata come admin anziché dover andare e fare diverse operazioni in giro per il sistema operativo. Vabbè, apriamo il Task Manager e vedete che anche il Task Manager è un'applicazione nuova. Il Task Manager è un'applicazione spettacolare e vi mostra specifiche le caratteristiche delle applicazioni che stanno girando sul sistema operativo in questo momento. In particolare quelle in questo primo blocco sono le applicazioni Metro. Potete vedere che abbiamo informazioni come la performance, sulla history dell'application, per cui vi sappiamo dire quanto traffico ha consumato ciascuna applicazione, quanto è stata utilizzata, eccetera, eccetera. Per esempio potete vedere che spendo più tempo a giocare con Resident Evil che tutto il resto. Vabbè. Potete vedere le applicazioni nello startup, eccetera, eccetera. Quello che mi interessa farvi vedere è questa prima parte, no? Apps nel Task Manager. E torniamo nella nostra zona, nel nostro desktop, e lanciamo un paio di applicazioni. Per esempio, lanciamo l'applicazione del weather. Possiamo vedere che il weather di Milano non è tanto distante da quello di Seattle. E adesso, vedete, sto lanciando l'applicazione tranquillamente, torno sul desktop, che cosa succede? Quell'applicazione in 5 secondi verrà sospesa. Guardate questa linea, tac, 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 eccolo lì, 0% sospesa. Quindi non sto usando l'applicazione per 5 secondi, il sistema operativo si rende conto che l'utente non ritorna all'applicazione,
sospende a zero il consumo di quell'applicazione, la salva in memoria, quindi fa tipo un dump dell'applicazione in memoria e alloca le risorse per altre applicazioni. Che significa che se lancio il pinball, se lancio giochi più complessi, questo è un altro bellissimo gioco in DirectX, se lancio altri giochi in HTML5, vedrete che sono attivi per un periodo di tempo, vedete la CPU sta lavorando, ma non appena poi mi focalizzo su altre applicazioni o non le utilizzo più, in automatico Windows inizia a sospenderli e porta la CPU a zero. Carino, no? Questo pensate poi dal punto di vista della batteria, che cosa significa? Che senza dover fare nulla dal vostro punto di vista, la batteria del portatile durerà di più, perché non stiamo usando CPU per quell'applicazione. E ora vi chiederete, caspita, quindi non ci sono i background task, eccetera, eccetera. No, no, ci sono ancora i background task, per cui potete scaricare contenuti, abbiamo visto prima come potete lanciare la musica nel background, potete registrarvi a push notification dal server, quindi anche se la vostra applicazione è spenta, è chiusa, potete mandare aggiornamenti dal server che vengono mostrati nel tile o nello start screen. Quindi il modello è perfetto, è un perfetto ibrido tra il modello di Windows e il modello di device mobili. E ovviamente avrete a che fare anche con informazioni dati, con flussi dati. I dati possono essere o locali dell'applicazione, per esempio settaggi, file locali, file temporanei, oppure relativi all'utente, per cui immagini dal folder di images, eccetera, eccetera. E una delle caratteristiche più carine per quanto riguarda i dati, che in automatico vediamo anche una zona dati, tipo un isolated storage, che chiamiamo roaming, come una cartella virtuale, data alla vostra applicazione dove voi salvate file, salvate contenuti, e noi in automatico Windows si occupa di fare roaming di quelle informazioni su più macchine. Per esempio, no? Io ho questa macchina qui in ufficio e ho un mio tablet a casa. Su entrambe le macchine ho il mio Microsoft AD, per cui faccio il login sulle macchine con lo stesso account. Gioco, diciamo, qualche minuto Cut the Rope in ufficio sul mio portatile e come si dice, sblocco i primi 20 livelli. Arrivo a casa, voglio partire dal livello 21, non voglio ripartire da capo. Il roaming mi permette di fare esattamente questo scenario, di condividere in modo trasparente le mie informazioni, le mie customizzazioni da una macchina all'altra. Per cui uso la mia applicazione qui, benissimo, mi collego poi a casa sul mio altro portatile, Windows si occupa in automatico nel background in modo trasparente di sincronizzare le macchine con i miei settaggi, eccetera, eccetera. Questo si chiama roaming. Lo facciamo attraverso the cloud, quindi ovviamente Windows Azure. Vi diamo API anche agli sviluppatori per farlo con SkyDrive, oppure usando altri sistemi di API a voi più consoni. Ora parliamo anche di che cos'è un'applicazione, no? Come viene distribuita un'applicazione. In passato, per esempio, avevate gli installer, MSI, o avevate gli exe, mandavate l'exe, lanciate l'exe locale. Con le applicazioni Metro, il modello di distribuzione delle applicazioni si chiama Store, Windows Store. Lo Store è il modello in cui distribuiamo applicazioni. Ovviamente per scenari con Enterprise abbiamo anche soluzioni alternative, ma per i consumers lo Store è la sorgente di accesso di un'applicazione. Quindi l'utente va nello Store, installa l'applicazione. L'applicazione vedete siamo sulla parte a sinistra di questa slide, l'applicazione viene trasferita localmente in quello che viene chiamato Package Manager, che è responsabile di prendere quell'applicazione, installarla localmente, dargli gli accessi che gli servono, dargli lo spazio che gli serve e renderla disponibile all'utente, per cui l'utente vedrà un tile sul suo start screen. Le applicazioni sono per utente, non sono più per macchina. Che significa io come utente, se compro un'applicazione su questa portatile, ho accesso a esattamente la stessa applicazione su quell'altro tablet o su un altro portatile, fino a 5 device. Quindi ogni utente può installare la stessa applicazione che è arrivata dallo store su 5 device diversi. È naturale, no? Quanti di voi hanno più di un device a casa? E quanti di voi vogliono pagare la stessa applicazione più di una volta? È naturale. Al tempo stesso, supponiamo che sulla stessa macchina ho più utenti collegati. No? Windows è uno scenario che vi permette di avere più utenti che condividono la stessa macchina. Pensate anche poi a quello che è l'ecosistema, non tutti lo permettono.
Siamo abbastanza intelligenti, per cui scarichiamo l'applicazione una volta e la installiamo localmente. Se poi un altro utente si collega alla mia macchina, non deve riscaricare l'applicazione di nuovo, deve semplicemente riattivarla. Per cui eventualmente supponiamo che io nella mia famiglia voglia dare accesso alla mia applicazione che ho comprato anche a un altro utente, posso farlo. Quindi gli faccio temporaneamente usare le mie credenziali, installa l'applicazione e poi ritorna sul suo account. Per cui è un modello molto flessibile e anche dal punto di vista economico vi permette di soddisfare esigenze sia personali che familiari che enterprise. Ogni applicazione viene pacchettizzata su un file che ha estensione appx package. E questo appx package contiene tutti i file dell'applicazione, un manifest che descrive i metadati di quell'applicazione e poi una sezione di sicurezza per fare in modo che l'applicazione non venga temperata, modificata da altri nel passaggio appunto dallo store. Parte delle informazioni del manifest sono dette capabilities. E capabilities significa, se voi richiedete per esempio l'accesso alla camera, alla webcam, io utente devo darvi accesso a quella webcam, per cui dovete dichiarare nel vostro manifest la mia applicazione ha bisogno della webcam. E quando io vado a scaricare un'applicazione dallo store a cui serve la webcam, lo vedrò come un requisito base. No? È semplicemente parte della stessa transparency di cui continuiamo a parlare. Per cui vediamo questa demo con uno scenario reale. Creo un nuovo progetto, questa volta per par condicio uso JavaScript. Quando creo il progetto, a prescindere dal linguaggio, vedete che c'è questo file nel Solution Explorer chiamato Package App Manifest. Se lo apro, l'app manifest vi dà accesso a informazioni standard dell'applicazione, tipo descrizione o su quali orientamenti funzionerà, potete modificare i vari dimensioni dei tile, le varie immagini del tile dell'applicazione, e poi c'è un tab chiamato Capabilities, ed è quello di cui parlavo prima. Per cui se dovete avere accesso a cartelle del file system, piuttosto che a sensori di proximity, o alla webcam, al enterprise libraries, dovete richiedere l'accesso. Questo è il binding sicuro che viene fatto tra voi, lo store e l'utente. E poi ovviamente potete dichiarare altre cose tipo dichiarazioni su file picker o altre informazioni che vedrete in giornata. E poi packaging. Packaging significa compilare quel Apex package di cui abbiamo parlato prima. In particolare se vado nello store e clicco Create App Package, poi dico crearmene uno solo da usare local only, faccio Next, gli do la cartella dove crearlo, Next, e lui adesso sta prendendo la mia applicazione JavaScript e la sta compilando, e l'ha già compilata. Vado a vedere il risultato di quella compilazione e vi chiederete come è fatta un'applicazione Metro? Beh, ve l'ho detto prima, è un file Apex, eccolo qui. Quel file è la vostra applicazione Metro. È un file Apex, ma in realtà è un file zip, per cui se lo rinomino zip e lo estraggo localmente, vedrete esattamente quello che avete visto prima nella slide. I vostri contenuti, un block map e una manifest, così come i certificati. Non vi spaventate, solo perché questa operazione è possibile non significa che le vostre applicazioni non sono più sicure. No? Ci sono modelli di sicurezza molto avanzati per permettervi di mantenere le vostre IP nel momento in cui distribuite applicazioni. Se avete domande specifiche su questo sono disponibile per approfondimenti. Se cancelli il manifest, la domanda è se cancelli il manifest, stai craccando l'applicazione? No, è esattamente quello che ho detto. Uno di quei file all'interno del manifest ha degli hash code sul contenuto del manifest, per cui dividiamo il pacchetto in blocchi, per ogni blocco calcoliamo un hash code, per cui se qualcuno modifica anche solo una virgola, uno di questi controlli non verrà più attivato e la riteniamo insicura. In più usiamo anche certificati, per cui se volete proteggere la vostra applicazione con un certificato potete firmarla con il vostro certificato, con i nostri certificati, la sottomette allo store e noi quando verifichiamo l'applicazione verifichiamo che rispetti anche il certificato. Per cui sei coperto. E parliamo appunto dello store. Ne abbiamo già parlato in parte questa mattina, voglio ricapitolare un pochino le possibilità. Innanzitutto abbiamo parlato di applicazioni. No? È possibile avere applicazioni
gratuite, applicazioni trial, a tempo o a futures, e applicazioni a pagamento. Per applicazioni a pagamento, nel momento in cui le pubblicate, lo split revenue sarà 70 e 30%, dove voi tenete il 70%, Microsoft tiene il 30%. Nel momento in cui la vostra revenue raggiunge $25.000, quel revenue split cambia. Voi mantenete l'80% e noi solo il 20%. Per cui abbiamo trovato un sistema che sia competitivo anche per gli sviluppatori, ovviamente. Per quanto riguarda l'e-commerce, potete usare di nuovo le nostre API, che soddisfano le stesse esigenze di cui ho parlato adesso, piuttosto che le vostre API di e-commerce. Per cui se usate le vostre API avrete accesso al 100% del ricavato di quello che vendete. Per quanto riguarda l'advertisement, Microsoft ha già messo a disposizione degli sviluppatori un pacchetto, un SDK per fare advertisement. È un pacchetto ovviamente integrato con la piattaforma, quindi potrete avere informazioni analitiche di basso livello piuttosto che un'interfaccia, un'esperienza ideale per Windows. Sarà touch friendly, saranno contenuti appropriati, eccetera, eccetera. Se volete portarvi con voi un pacchetto di advertisement, di pubblicità esistente, potete farlo. Ultimamente, l'ultima parte riguarda le analytics. E questo è molto interessante se siete interessati a seguire l'andamento della vostra applicazione nello store. Se usate i nostri sistemi avrete accesso a analytiche del tipo numero di download, la qualità dell'applicazione, se ci sono dei problemi sulle macchine riceverete il log locale con lo stack trace del problema che si è verificato su altri utenti. Avrete informazioni demografiche sugli utenti che accedono all'applicazione, quindi dal sesso alla posizione nel mondo, piuttosto che ai rating, eccetera, eccetera. Avete una propria console di comando che vi dà accesso a tantissime informazioni. Questo vi dà un'idea della piattaforma di sviluppo per Windows 8. Ho toccato solo alcuni degli elementi chiave. Ovviamente nella giornata entreremo più nel dettaglio di linguaggi specifici piuttosto che caratteristiche specifiche. Nel tempo che rimane volevo farvi vedere qualcos'altro. E questo di nuovo è un contenuto nuovo. Non mostriamo normalmente questo tipo di contenuti, però ritengo che sia importante. Ed è un progetto su cui vi ho detto che ho lavorato in questi ultimi mesi, Cut the Rope. È stato particolarmente divertente lavorare su questo progetto e il risultato è stato veramente impressionante e non posso non condividere il risultato. Vi mostrerò oggi il codice di Cut the Rope. Contenti? Vi posso dire che Cut the Rope è un'applicazione di grandissimo successo. E partiamo un pochino dall'applicazione dal sito web. No? Vi ho detto che è disponibile come sito web, cuttherope.ai, e questa è stata la prima parte di questo progetto. Siamo partiti da un'applicazione per iPhone e l'abbiamo portata all'applicazione HTML5, dove posso giocare il gioco. Vedete, la performance è fantastica, entro nei box, ho i miei giochini, l'abbiamo vista prima, no? Questa è l'esperienza nel browser. HTML5, JavaScript, nessun plugin, è un canvas questo di disegno. Interessante notare che all'inizio del progetto la società Zepto mi ha chiamato e mi ha detto: guardate che non siamo tanto sicuri che riusciremo a raggiungere i livelli di performance che ci servono. E noi abbiamo detto: no, non vi preoccupate, crediamo in JavaScript, abbiamo fatto molto lavoro nel browser, secondo noi invece è possibile. 2 settimane, 3 settimane dopo l'inizio del progetto avevamo un primo prototipo. Mandiamo il prototipo a questa società e ci dicono: ve l'avevamo detto, è lento. E vediamo un pochino se... anzi, ve lo faccio vedere poi più tardi, ma era abbastanza lento, avevano ragione. Avevamo le mani nei capelli, no, abbiamo sbagliato tutto, cosa possiamo fare? Abbiamo rivisto il codice e ci siamo resi conto di aver fatto un errore. C'era un errore nel codice. Abbiamo sistemato quel codice, l'abbiamo rimandato a questa società e ho ricevuto un'email il giorno dopo appunto da questa società e mi hanno detto: guardate che è troppo veloce. E gli ho detto: vai, è troppo veloce. E loro mi fanno: no, però è veramente troppo veloce, rispetto alle altre piattaforme è troppo veloce. Potete rallentarla?
era JavaScript, non ho mai avuto una richiesta di rallentare la performance di un'applicazione, però con grande piacere abbiamo rallentato il gioco, quindi posso dirvi che quello che vedete è accelerato dall'hardware ma è rallentato dal codice perché è troppo veloce. E così siamo arrivati a creare quel sito web che vi ho fatto vedere prima. Da lì il passaggio successivo era creare l'applicazione di Windows 8. Ora, vi ho detto stamattina che è stato semplice, ma voglio dimostrarvelo. Quindi partirò dal sito di Cadderop come soluzione Visual Studio. Faccio vedere, questo qua è il sito locale con il codice in locale. Lo lancio, vedete che sto usando ASP.NET, lo sto lanciando localmente, ho accesso al giochino così come era nel sito, no? Ora, come facciamo a spostarci da un'applicazione web, client facing ovviamente, a un'applicazione Metro in HTML e JavaScript? Facciamolo da capo, no? Step by step. Creo un nuovo progetto con Visual Studio, nuovo progetto, JavaScript, blank application, ok, e creo un template base di Visual Studio. Quindi questo è il primo passo, semplice, non ho dovuto fare nulla. Dopodiché torno al mio progetto di web, vado nella folder di questo progetto dove posso trovare tutti i file e in particolare seleziono tutto, escludo solo il web config, copio, quindi vedete sto facendo copia di questo codice e adesso ritorno al mio progetto Metro, quindi questa qua è la mia applicazione Metro per Windows 8. Soluzione, incolla, ok? Non ci sono trucchi, non ci sono inganni. Lo lascio ragionare per un attimo, così poi posso cliccare questo checkbox. Ragiona, ho file overwrite di tutto e copio tutti i file così come erano nel sito all'interno della mia applicazione Metro. Vado nel manifest, vi ricordate che vi ho parlato del manifest, e il manifest definisce anche il punto di partenza dell'applicazione. In particolare voglio che sia index. Salvo. Pronti? Local machine. Debuggo, sto debuggando lanciando localmente. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ho sentito il commento, non ci posso credere. Anch'io, non ci potevo credere, ma poi se ci pensate, la bellezza di Metro, in particolare per la proiezione HTML e JavaScript, è che usiamo gli stessi standard web a cui siete stati abituati, che potete usare oggi su Internet Explorer 9 o su Internet Explorer 10, all'interno della piattaforma Metro. E in più avete a disposizione il runtime di Windows 8. Quindi finora l'applicazione è un po'... attenzione, non vi sto dicendo andate, prendete qualsiasi sito web e trasformatelo all'interno di un'applicazione Metro. No, non fatelo, veramente, non fatelo. Sapete che è possibile farlo? Sapete che è facile riutilizzare le skills, il codice, eccetera? Sulla base di questo è poi possibile aggiungere funzionalità ulteriori. Per cui, per esempio, adesso chiudo questo progetto, ora che avete visto la bellezza di lavorare con Metro, e vi faccio vedere, questo è il progetto finale dell'applicazione che vedete nello store quest'oggi. Questo è il codice dell'applicazione, quindi vi ho detto, vi avrei fatto vedere il codice, eccolo. Se volete ve lo commento anche, non ci sono problemi. Tornando alla domanda di prima, ovviamente vogliamo mantenere le IP e quindi non condivideremo questo, cioè non possiamo condividere questo codice, però è lì, è compresso, eccetera, eccetera. Invece il codice nuovo che poi ho scritto sulla base di quello che vi ho fatto vedere prima è all'interno di questo file default JavaScript. E questo codice aggiunge funzionalità come i settings, vi ho fatto vedere stamattina le pulsanti di settings, quanto è complesso creare un panel di setting personalizzato, un paio di righe di codice in cui dici, quando l'utente chiama i settings, mostra in particolare quella pagina dove io ho incluso tutti i checkbox, eccetera, per l'audio, eccetera, eccetera. Include funzioni per lo snap view, quindi possibilità di avere applicazioni side by side. Uso di nuovo uno standard CSS chiamato media query e quando quella media query si verifica, interrompo il gioco e poi faccio resume successivamente. Voglio per esempio aggiornare il tile del gioco quando ci sono nuovi achievement, quando ci sono nuovi risultati,
uso Windows UI, quindi sto accedendo alla runtime di Windows, un template del tile, setto la mia immagine con il numero di stars che mi interessano ed è fatto. Quindi poche righe di codice, sto customizzando quell'applicazione per Windows 8. Voglio permettere lo share scenario che abbiamo visto questa mattina? Eccolo qui il codice dietro lo share. Ho il mio pacchetto JSON con le informazioni che voglio condividere, mi collego all'application mode del data transfer, quando viene richiesta l'informazione di condividere dati, semplicemente riempio quel canale con il titolo della mia informazione, la descrizione, eventualmente un link e un'immagine. Entreremo nel dettaglio di questi API nel pomeriggio, quindi sto andando abbastanza veloce adesso, ma potete vedere che con poche righe di codice, quindi con un centinaio di righe di codice, ho portato un'applicazione web sviluppata per Internet Explorer 9 a diventare un'applicazione Metro che funziona su Windows. Cosa ne pensate? E adesso mi sento un po' un venditore di pentole. E non è finita qui, c'è di più, no? Abbiamo parlato di Visual Studio oggi, ma c'è anche un altro tool chiamato Expression. Quindi apriamo lo stesso progetto, senza toccare nulla, su Expression. Expression permette di visualizzare, vi aiuta nel compito grafico dell'applicazione. Ci mette un po' di tempo, ma adesso capirete il perché. Li sta preparando il designer, ed ecco qui la mia applicazione. Quindi Expression mi permette in tempo reale, come sviluppatore, di fare una preview dell'applicazione. Notate qualcosa? Guardate lo sfondo. Gira. Sta ruotando, no? Quell'immagine di shadow sta ruotando. Questo non è uno static screenshot, questa è l'applicazione che gira in tempo reale e posso continuare a selezionare oggetti, a customizzare oggetti, così come facevate con .NET in passato. Questo tra l'altro è valido anche per .NET ovviamente. Ma è un'applicazione HTML e JavaScript. Avete accesso alle proprietà, eccetera, eccetera. E c'è di più, no? Questa è un'applicazione fatta con il Canvas. Per cui cosa succede se voglio customizzare? Succede tutto all'interno della stessa pagina, no? C'è solo un foglio HTML. Cosa succede se voglio disegnare un contenuto all'interno della mia applicazione? Schiaccio questo pulsantino in alto, chiamato Interactive Mode. Interactive Mode mi porta alla mia applicazione. Faccio play, sono il video, per esempio vado dentro una star, quindi vedete sto usando l'applicazione in tempo reale, esco da Interactive Mode. Avete notato? Expression Blend ha preso uno snapshot dell'applicazione in quel momento e mi permette di interagire con quello che è l'applicazione in quel momento e mi modifica il codice, regole, eccetera, eccetera, in un punto ben preciso di esecuzione dell'applicazione. E questo è JavaScript, CSS e HTML5. È spettacolare. Quando l'ho visto, questo tool vi risparmierà tantissimo tempo. E lo vedrete di nuovo nel pomeriggio. Cosa ne pensate? Non è un tool potentissimo? Ok, ho finito la mia parte di marketing, ma penso ne valeva veramente la pena. Come vedete, questi sono gli stessi tool che abbiamo utilizzato per sviluppare le applicazioni che ci sono nello store quest'oggi. E devo essere sincero, lavorare con questi tool ci ha permesso di sviluppare applicazioni in tempi molto rapidi. E uno dei feedback che stiamo ricevendo è appunto avere questi tool a disposizione aiuta lo sviluppo, quindi vi suggerisco di familiarizzare con Visual Studio e Expression Blend perché sicuramente saranno parte integrante della vostra esperienza. Quasi non vorrete staccare, ci sono talmente nuove funzionalità all'interno di quei tool che vedrete a un certo punto rimarrete più tempo di quanto magari vi aspettavate solo perché vi piace l'ambiente di sviluppo. Va bene, allora facciamo un attimo di wrap up prima di andare a mangiare. Cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto Windows Reimagine, abbiamo parlato appunto della piattaforma di Windows Reimagine. Avete visto una demo più consumer delle demo della piattaforma, dello Charmbar. Abbiamo parlato dello touchscreen, della possibilità di usare mouse keyboard ma anche modelli di touch e della disponibilità di parecchie macchine, parecchio hardware sul mercato già da oggi e potete aspettarvi ancora più device con ovviamente i device ARM nei prossimi mesi.
Abbiamo parlato della nuova piattaforma Metro, quindi abbiamo parlato delle proiezioni C#, di C++ e di HTML5 e di come tutte queste proiezioni possono essere sviluppate sulla base on top del Windows Runtime. E eventualmente abbiamo parlato anche dello store, quindi la possibilità di distribuire le vostre applicazioni a milioni di utenti, centinaia di milioni di utenti, così come di monetizzare le vostre applicazioni. Vi ringrazio ancora per il vostro tempo e spero abbiate una bella giornata. Grazie. Stai qui con me. Grazie. Bene, siamo arrivati al termine di questa mattinata. Io voglio, a nome di Microsoft in Italia e a nome, credo, di tutti voi, ringraziare Giorgio. Ha fatto, secondo me, un bello intervento. Peccato che non ci hai fatto vedere il codice spacchettizzato. No, ma te lo faccio vedere. Sì, no, però... E tra l'altro sai che siamo top trend su Twitter, quindi insomma ci sono tante persone che ci stanno seguendo. Siamo credo secondi dopo la festa del papà, perché oggi tu vivi negli Stati Uniti ma non lo sai, ma oggi qui almeno noi festeggiamo la festa del papà. Subito dopo festa del papà, o comunque ce la stavamo lottando con la festa del papà, c'è W8ITA, che è l'hashtag che noi stiamo utilizzando qua. Bene, io direi concludiamo qua la mattinata. Nel pomeriggio, come hai già anticipato tu, ci saranno diverse sessioni, riprendiamo alle 2. In particolare coloro che ci seguono in streaming, adesso per circa 40 minuti ritrasmetteremo la prima sessione di Giorgio, in modo che chi magari è arrivato in ritardo o chi non l'ha potuta vedere questa mattina la possa rivedere, e poi alle 2 ci vediamo qua. Cosa credi? Dici che li abbiamo convinti a sviluppare un'applicazione? Che cosa ne pensate di Windows 8 finora? Spettacolare sicuramente, questo è il feedback. Io spero davvero che voi possiate sviluppare un'applicazione per Windows 8. Domani abbiamo già il nostro primo laboratorio qui da noi, abbiamo un po' più di posti qui da noi, sono una sessantina di posti, credo che sia quasi esaurito, però probabilmente ancora qualche posto c'è, andate sul sito e iscrivetevi, se no, c'è ancora qualche posto, Francesca? Qualcuno ancora c'è? Ok, allora quindi chi magari non lo sapeva, lo viene a sapere adesso, iscrivetevi oggi, potete stare qui da noi tutto il giorno per fare un laboratorio per sviluppare le applicazioni. Se no, andate sul sito microsoft.it/Tecnolandia oppure andate sull'home page di MSDN, trovate il link e iscrivetevi al laboratorio nella città più vicina a voi, in modo che possiate sviluppare l'applicazione. Giorgio, grazie ancora, un altro applauso a Giorgio. Grazie.